solo loro utilizzavano la spada. Ora io ne ho 3 spade che, come si sa, ormai l'ho raccontato nella Spada di Celano quando nell'83 presentai ufficialmente le prime serate di Cunto. Iniziai con la mia spada di legno, che era quella dell'allievo che imparava a fare Cunto e del bambino che imita il maestro, e quindi i miei primi Cunti li facevo con la spada di legno e soltanto alla fine raccontavo l'aneddoto del passaggio della spada dal mio maestro. Poi col tempo ho trovato, posso dire, un'altra spada che me l'ero fatta questa con un pezzo di cantinella, che quando sono andata a Houston e a Dallas non mi potevo portare la spada, l'avrei dovuto spedire, quindi io non volevo assolutamente portarmi la spada vera, quella mia, né tantomeno valeva la pena spedire la borsa per portarmi una spada di legno. Trovai una cantinella, con un coltellino mi feci questa spada. Poi a Dallas raccontai vari pezzi di storia ai nipoti degli emigrati che parlavano solo siciliano, capivano solo siciliano, ci contavano a poco racconte, poi ce ne dovevamo andare. Quindi il professore Ledi ci sollecitò e andiamo che il pullman sta partendo, basta cuticchia, ma che devono sentire un conto? Sì, un conto, non è nato che conto un conto, vai Samonina, se no pidiamo un pullman e pidiamo l'aereo. E allora io disse, signore me, io me ne giro, c'era una folla dentro là nel parco dove è stato ucciso Kennedy. Ci disse, Picciotto, facciamo una cosa, ve la sta spada e mi raccomando, continuate a contare i conti, faccio mulinello, tiro la spada e me ne vai. Scappiamo, pigliamo un pullman, pigliamo l'aereo, torniamo a Houston e poi finisce la tournée. Dopo qualche mese viene un musicista a Palermo, passa la via Bar, mi viene a trovare e dice, Cuticchia, ti ho portato la spada. La spada, quale spada? Dice, mentre stavamo correndo, dice, tu sei andato in un pullman, io in un altro pullman, ho visto che ti era caduta la spada e stavano litigando che se la volevano prendere i ragazzi là del parco. Io gliel'ho tolto, l'ho messo nella custodia e te l'ho riportata qua. Poi se tu andrai a casa la spada. E così questa spada diventò la mia spada dei viaggi. Quando io viaggio, per lo più mi porto questa spada. Ma visto l'occasione e visto che sono a casa mia, non potevo non portarmi la spada che rappresenta un po' così il passaggio. È molto sottile, non è facile dire. Quando io sono stato 3 anni appresso all'ultimo contastorie che è vissuto a Palermo, che abitava nel Rione Capo, si chiamava Peppino Celano, e lui aveva tante spade, però io non sapevo tutta la storia di tutte le sue spade, però quando lui contava un conto, in certe serate speciali ne prendeva sempre una. Io durante il giorno che eravamo assieme, perché io ero andato da lui per imparare anche a costruire i corpi dei pupi, gli chiedevo sempre, ma questa spada ci deve una più carica, o quanto ci fa contare più bene? Ma era sempre di pochissime parole, non mi diceva mai niente. Una volta alla Calesa, qua sul terrazzo, c'era stato un convegno di giorno di antropologi, etnomusicologi, poi la sera hanno fatto i cibi cotti là su questo terrazzo e poi quando finì di mangiare sparecchiare signori cameriere tutti, sistemare una centinaia di secchia intorno a quelle piante che c'erano su questo terrazzo. Celano si portò, che aveva una specie di tavole, 3 tavole piantate, una sorta di piccola pedana così, e si metteva sotto il piede perché lui in qualsiasi posto andava si portava questi pezzi di tavola perché aveva battere opere e quando batteva opere si aveva a sentire un rumore, un tavolazzo. E io ero seduto davanti come sempre che lo accompagnavo, già erano 3 anni che ero con lui tutti i giorni, lo accompagnavo dappertutto, lui aveva fatto il conto a Palermo nei quartieri, per gli studiosi in giro, per Rai 1 e io ero sempre con lui. Quando finì di fare un conto, questi anziani professori gli chiesero quanti figli ha, se qualcuno continua, e lui amareggiato disse no,
i miei figli fanno altre cose. E allora dice, dopo di lei, quella punto conto, non c'è più nessuno. Mi chiama e dice, Mimmo vieni, ci si chiede un po' più. Dice, dai, contaci un pezzo di conto. Contaci un pezzo di conto. Ma io non è che aveva contato mai un conto. Ero stato con lui, magari in macchina mentre viaggiavamo giocavamo, io lo imitavo nei ritmi del conto raccontando che c'aveva stata una foitina e allora se ne avevano fuiuto con la carrozza, danno quettere tutte contavano chi sta la carrozza, ci stava stata una ruota, allora chi si fermava a aggiustare e allora io ci facevo un conto della foitina, la fuga con la carrozza. Oppure a Mossomelo una volta nel 71 abbiamo girato un telefilm per ragazze che si chiamava Mio nonno brigante. Lui faceva il vecchio narratore, io facevo il giovane pupare e siamo in questo filmato tutti e due dove quella volta lui aveva sempre questa spada e io che avevo una 600 allora e lo accompagnavo disse ora il campale ci sono risciata e tai due erano lui era in mezzo ai no disse ora me la tiri tu la spada qualche cosa mentre guidava un Peppino mi dice una cosa ma se poi torna la spada ci fa un conto ci fa contare il più bello allora c'era una più carica non rispondeva siccome aveva la coppola ed era più basso di mia assettato rolato disse che fa si addormisce io ma come mi disse che mi faceva compagnia e già si addormisce io dice no dice un serio in me sogniamo che ti lasciato e io ci fece una domanda poi mi risponde che ti rispondere il saggio questa volta quando alla Calesa lui mi chiese di fare un conto e io non avevo fatto mai un conto in pubblico quindi non capivo manco perché mi dice fai un conto ci dico un Peppino che c'è contato so che devo contare c'è conto perché si allontana e mi lascia libero su quella piccola pedania era messo di lato io avevo un paio di cause a campana che buttuna di madreperla che faceva un po' qui scena visto che lo chiamava Rai 1 chiamavano se serate quindi si era fatto un costume così con una fascia a capo e mi talava io non sapevo che fare che mi talava io talavo in giro per vedere se c'era che poi non poteva scappare ma aveva che stare tutto il suo piano perché non c'era e mi prese la spada ci disse lui mi diede la spada mi appena mi retta la spada mi diceva parole sole contavo un pezzo di conto di una battaglia tra Orlando e Rinaldo io aveva contato per più di un'ora ed era fresco, asciutto io era picciotto, aveva contato 5 minuti ed ero sudato dalla testa ai piedi quando finiamo ci avvicinavo ci sarà un Peppino come ci passa? Boh e mi dice qualche paroletta dice che te dire? Quando vedi che la pubblico ti batti in mano, se ti batti in mano che vuoi? Basta tenere la spada. Io mi tagliamo. Tu ogni volta che io piglio questa spada dici ma o conto mi viene più bello, o conto c'era più carico, ci tenete la chitarra regalo. E così Don Peppino Celano mi regalò la sua spada che io tengo nel mio teatro a Palermo, che mi porto in giro solo quando ci sono certe occasioni, soprattutto quando viaggio in macchina, perché in aereo una volta mi sequestrarono, quando ci fu all'inizio della cosa delle Torri Gemelle, meno male che c'era un comandante dell'aeroporto che poi mi conosceva, perché guarda, appena passavo un sacco con la spada, che cosa c'ha là dentro? La spada, ma lei che carabinieri? Sono un narratore con la spada? Sì, racconto con la spada, si accomodi. Una stanzetta, poi ci segnala che c'erano 5 poliziotti tutti attorno a me. A lei racconta con la spada? Sì, racconto con la spada.
E allora un altro poliziotto che era re fa, allora dice su macellaio dice se ne va da fuori se poi da tutti i cotelli per da preso. Dice buono di me va a finire che mi portano un cettone nella ranticchia perché come faceva a parlare. Meno male che chiamarono comandante appena arrivò Cuticchio, dove va questa volta lei? Dice meno male signore comando, disse no è la spada che ah sì, dice Cuticchio va al teatro dei pupi, va al narratore e guardai però con le nuove disposizioni e quindi quella volta me l'hanno tenuto in caserma là a Punta Rais e quindi in realtà non puoi mai portare più. Ora sogniamo a casa e vi conto un pezzo di conto che visto che qualche giornalista voleva per forza sapere qualche titolo che io di solito quando arrivo cerco di capire la situazione e poi inizio e poi non ne finisco perché insomma, posso contare 400 episodi, non so mai ricominciare quale conviene e quindi ho detto che farei l'inizio dell'Orlando innamorato perché stasera è anche una specie di festa perché a parte tutta la gente che mi ha onorato stasera con la presenza, c'è il sindaco, l'assessore alla cultura, quindi la direttrice del museo e quindi è una serata speciale stasera e allora io pensavo bisogna partire da una serata speciale. Carlo Magno, re di Francia, era in quel periodo che avevano venuto la guerra contro Mambrino e tutta gente d'Asia e quindi una volta che aveva venuta la guerra si avvicinava la Santa Pasqua e quindi preparano una grande festa. Dato che Carlo Magno si aveva sposato con Galerana, principessa spagnola, che i parenti sono tutte pagane, i mori di Spagna, però Ida che si era innamorata di Carlo quando era giovane, poi si è fatta cristiana e si sposò con Carlo Magno. Allora Carlo Magno per l'occasione pigliò e metò pure Re Marsilo e i fratelli Polocante e Falserone e i figli di Chis, il gigante Ferraò e il gigante Grandone, poi c'erano i Soliero e tante altre parenti chiullaiche tutte metate a questa festa. Anzi Carlo Magno disse lasciate aperte le porte della città, voglio che questa festa sia per tutti, per il popolo, per i paladini, per i saracini che abitano vicino a Nonato, basta con le guerre, dobbiamo vivere in pace. E da così ci sono 15 giorni di festa e di grandi divertimenti nella città di Parigi. Ora la festa pro popolo che cosa è? Per esempio preparare una bella giostra dove tutti i paladini danno prove di valore, per esempio ad un colpo di lancia. E così Carlo Magno, per presentare questa festa, si riunisce nella sua reggia e ha tutt'attorno i paladini, i vecchi baroni, i suoi cognati Marsilo, Polocante e Falserone su una piccola altura avevano ittato i tappeti e i cuscini allo stile orientale, erano assettati chiamme incrociate da terra, mentre stava parlando Carlo Magno a tutti per parlare di questa festa, piglia e si sente una musica orientale, una musica strana, non l'avevano mai sentito. E allora sentono dire arriva. Allora Carlo Magno dice arrivano a voce metate, così se metate, trasano 4 giganti. Apote, quasi toccavano tetto perché avevano un turbante tutto intuccionato in testa, pantaloni alla zuava, non avevano armi e camminavano a per in terra. Trasano questi 4 giganti e si mettono due recca e 2 redà. E allora tutti italiani, questi giganti, cuso acqua e tieno. Nel frattempo entra un cavaliere con un'armatura in nero, un mantello di leopardo sulle spalle, aveva soltanto una spada al fianco, a passo lento si avvicina, fa il saluto nello stile suo d'Oriente davanti all'imperatore e si mette di lato. E alla fine entra una bellissima principessa, giovane, bella. Tutti i femmini che erano da Aldela Bella, Clarice, Beatrice, Elisetta, Aladina, tutti
i zite, i moglieri dei paladini, che erano bellissime, davanti a quella bellezza a rizzare pure a tagliare incantate. Non si aveva mai visto una femmina presentarsi in questo modo. Aveva un pantalone fatto di velo leggerissimo e trasparente, a per intera, tutta la panza è fuori. Certo, oggi ormai i ragazzi poi hanno tutta la panza è fuori, quindi non fa effetto, ma pensiamo a quel tempo, quando questa si presenta con un piccolo corpetto qua e tutta la panza è fuori, tutti i fianchi, tutta chi si annacava mentre camminava, perché quando lei entra e capisce che tutti gli occhi, i paladini si girarono tutti e la seguivano mentre da camminando, aracio aracio, va davanti all'imperatore, si inginocchia e dice: Maestà, potente re dei Franchi, è come al tuo piede. Mi chiamo Angelica e sono principessa del Catai. Il cavaliere che mi accompagna è mio fratello, si chiama Umberto del Leone e veste il lutto perché siamo fuori dalla patria. Carlo Magno la tagliava e aveva ristato tipo, come si dice in palermitano, allallato.